Le maschere friulane non hanno mai avuto fama mondiale come quelle di Venezia, ancora oggi. Ma è certo che già nel XIV secolo era in uso nelle città mascherarsi il giorno di Giovedì Grasso. Tale pratica non era ben vista dalle istituzioni pubbliche, tant'è che gli eccessi venivano puniti severamente. A Udine, alla fine del 300, era stato istituito un corpo di vigilanza per la sorveglianza degli ultimi 3 giorni di Carnevale. Queste proibizioni portarono i friulani a concentrarsi sul bere e mangiare ed era uso nei giorni di Carnevale fare abbuffate di fritulis, crostui e chialcions. Con la conquista veneziana cambiò qualcosa e le leggi divennero più libertine. In città si diffusero i veglioni e in periferia le mascherate. Alla fine del Settecento mascherate e veglioni venivano accompagnate da musica e balli e la resiana era probabilmente la danza più ballata. Nell'Ottocento i veglioni mascherati vennero spostati nei teatri e le serate venivano accompagnate dalle orchestre.